terra ricca ed accogliente, densa di storia, arte e cultura, ma anche di valori ed emozioni profonde. Questa è Padova, un piccolo universo che aspetta solo di essere scoperto. Il nostro viaggio comincia proprio da Padova, splendida città dell'entroterra veneto, che vanta oltre 3000 anni di storia e porta segni di ammirevole cultura e civiltà. Capolavori inimitabili, come gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, considerata uno dei massimi monumenti dell'arte figurativa di tutti i tempi. I miracoli di Sant'Antonio, dipinti da Tiziano nella Scuola del Santo agli inizi del Cinquecento. Le storie di San Cristoforo narrate da Andrea Mantegna agli Eremitani. O ancora i capolavori scultorei di Donatello alla Basilica di Sant'Antonio. Questo è solo un piccolo esempio dei 1000 tesori custoditi da una città il cui passato, però, parla ancora al presente. Come accade per l'Università Patavina, che è una tra le più antiche del mondo. Entrate nel cortile antico per catturare un'atmosfera unica che fonde vitalità e fermento culturale. Fondata nel 1222, vi ha insegnato tra gli altri Galileo Galilei. Qui si custodisce il più antico teatro anatomico stabile del mondo. Il Giardino Botanico Universitario è riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Padova è anche energia, dinamicità, creatività. Non è un caso se uno dei simboli di Padova è proprio lo storico e prestigioso Caffè Pedrocchi, dal 1831 vero centro della mondanità padovana. Al centro dell'economia del nord-est, la città offre eleganti negozi dove lo shopping è veramente esclusivo. Girovagate tra le colorate bancarelle del vociante mercato quotidiano. Musica, danza, teatro, cinema, incontri, feste. La programmazione artistica e culturale è vasta e dura tutto l'anno. Ogni anno il quartiere fieristico di Padova è sede di prestigiosi meeting e importanti esposizioni internazionali, con un centro congressi all'avanguardia. Ospitalità, vitalità, ritmi metropolitani, ma anche spiritualità, contemplazione, silenzio. Le grandi basiliche di Padova. Sant'Antonio, vero scrigno di arte e di fede, con le sue grandi cupole alternate agli esili minareti. I bei chiostri e le numerose opere d'arte nel nome di uno dei santi più amati del mondo. Santa Giustina, imponente e silenziosa custode delle spoglie della giovane protomartire Giustina e dell'evangelista Luca, conserva anche un antichissimo sacello paleocristiano. La cattedrale, con il 200esco battistero affrescato nel 300 da Giusto de Menabuoi. E fuori città gli antichi monasteri e le grandi abbazie, prima fra tutte l'abbazia benedettina di Praglia, luogo d'arte e di fede, ricco di silenzi e armonie. Da sempre la bellezza e la dolcezza dei Colli Euganei ha ispirato scrittori e poeti come il sommo poeta Francesco Petrarca. D'altro canto, come non rimanere affascinati dai dolci profili collinari e dall'alternarsi della vegetazione spontanea ai terrazzamenti geometrici coltivati a vigneti, oliveti e frutteti, per poi scorgere qua e là una villa, un castello, un antico romitorio, un venerato santuario. Sì, tutta da scoprire, come anche l'enogastronomia, che vanta ottimi vini DOC controllati e certificati dal Consorzio Tutela Vini DOC Colli Euganei, Bagnoli e Merlara. E poi c'è il delicato olio euganeo, dal particolare sapore fruttato con retrogusto di mandorle.
bigoli con il ragù d'anatra, risi e bisi, o in base alla stagione con le erbe spontanee o con i funghi. E poi si può continuare con il prosciutto dolce di Montagnana, le soppresse, la cacciagione oppure la famosa gallina padovana. Insomma, tutto nella provincia di Padova merita di essere visto, amato, vissuto, scoperto. Un po' per passare una vacanza indimenticabile e un po', perché no, per ritrovare se stessi in una terra madre.